per continuare a credere nei playoff, per continuare a rincorrere il primo posto. Motivazioni differenti eppure ugualmente forti quelle di Pordenone e Savia Testa Mantova. Una sfida attesissima con una posta in palio altissima alla vigilia della sosta per le nazionali. Da Pallaflora di Torre di Pordenone un benvenuto agli amici e agli appassionati di futsal a questo incontro per l'elevato tasso tecnico che proveremo a raccontare per voi, con le immagini Enrico, la squadra della divisione calcio 5, con le parole il sottoscritto Stefano Crocicchia. Squadre che entrano in campo, sottolineo, della divisione calcio 5, fra poco il rito del sorteggio e del passamano. Nel frattempo partiamo anche noi con i riti, quelli della cronaca, e quindi diamo subito lettura delle formazioni e diamo lettura degli uomini che scenderanno in campo sotto la direzione arbitrale di Salvatore Pagano della sezione di Catania e di Giuseppe Condò di quella di Soverato, coadiuvati dal cronometrista il forlivese Ruben Tullio. Per i padroni di casa del Pordenone, con il numero 1 Marco Vascello, con il numero 5 Edoardo Della Bianca, con il numero 7 Matteo Bortolin, con il numero 8 Sadat Ziberi, con il numero 9 Jean Koren, con il numero 10 Amor Stewie, con il numero 11 Tilen Stendler, con il numero 12 Federico Paties Montagnier, con il numero 13 il capitano Federico Finato, con il numero 14 Matteo Grigolon, con il numero 19 Thomas Minatel, con il numero 22 Michele Langella, mister Marco Rvatin. Passiamo agli ospiti, ai giocatori del Savia Testa Mantova, con il numero 3 Lorenzo De Idda, con il numero 5 Leandro da Silva Leleco, con il numero 6 Johan Valdes, con il numero 7 Andrea Romanò, con il numero 8 Felipe Donadoni Cardoso, con il numero 9 Adnan Lau, con il numero 10 Misael Gonçalves, con il numero 11 Mattia Mascherona, con il numero 13 Gomes da Silva Wilde, con il numero 17 Mirko Casassa, con il numero 20 Tommaso Grosso, infine con il numero 22 Roberto Carabellese, mister Giuseppe Milella. Squadre a breve in campo. I quintetti iniziali dovrebbero essere per il Pordenone Marco Vascello con Sadat Ziberi come centrale, come laterali Stendler e Langella e Grigolon come pivot, mentre per il Mantova dovremmo avere Casassa fra i pali, laterali Misael e Mascherona, Mascherona centrale, laterali Misael e Donadoni, mentre come punta Wilde. Gara attesissima Pordenone, considerata l'avversaria, ci sono già i tifosi che cominciano a cantare. Mantova che insegue il primato dopo esserselo visto scippare praticamente alla vigilia di Natale da parte del Mestre Fenice nello scontro diretto. Non il migliore dei regali sotto l'albero per il Mantova, che da allora ha mantenuto il secondo posto. Mantova retrocesso al termine della scorsa stagione della Serie A e che prova a tornarci dopo un solo anno di Serie A2 Elite con lo stesso mister che nel 2020 ce l'aveva portata. Partito l'incontro adesso con Ziberi che manovra da dietro, allarga quindi per Langella che prova a retrocedere ancora per Ziberi, ma capisce tutto il Mantova. Ora subito il tentativo da parte di Misael, parato con l'aiuto del palo da Vascello. Prova a ripartire il Pordenone, la rimessa è per Stendler, palla Ziberi, prova il tiro dalla distanza, nessun pericolo per Casassa che ora reimposta l'azione dal basso. Misael prova a cercare lungo il numero 11 Mascherona, non si intendono, capisce tutto Ziberi. Riguadagna però il pallone con una rimessa dalla propria retroguardia il Mantova. Sarà ancora Misael a batterla. Palla all'indietro sulla pressione di Grigolon. Sbaglia qui il Mantova nell'impostazione, riprende tutto Ziberi che allarga per Langella. Il primo tentativo da parte del Pordenone. Quando è passato meno di un minuto abbiamo già un tiro in porta per parte. Rimessa di Stendler per Ziberi, ancora il dai e vai frenato dalla copertura di Misael, qui Stendler che accompagna la sfera sul fondo. Pronto la rimessa Casassa per Misael in orizzontale, ancora Misael che prova invece a mandare in avanti per Wilde.
non si intendono i giocatori del Mantova. Ora chiamano la rimessa, viene concessa. Mantova che è reduce da 3 vittorie di fila dopo il 3-1 con il Leonardo. Ora ancora Misael dietro per Wilde, che prova a manovrare qui sulla destra vicino alla nostra postazione. Poi Donadoni al centro per subito il vantaggio da parte di Misael. Così subito a freddo al secondo tiro in porta il Pordenone, subito costretto a rincorrere. Vediamo ora il Pordenone se proverà subito a rilanciare i propri intenti. Vediamo Ziberi qua, allarga per Langella, Langella pressato ancora su Ziberi. Ziberi cerca in avanti Grigolon, che prova a tenere la sfera, ce la fa nel primo momento, poi la perde, ma riesce a recuperarla da terra. Non riesce però l'assist per Ziberi. Ora qui Wilde, ostacolato da Langella, guadagna una rimessa laterale. Qualche problema per Donadoni che asciuga le scarpe. Deve però retrocedere la sfera. Ancora Donadoni, quindi Misael che cerca in avanti Wilde, ma è in anticipo perfetto Ziberi. Ora recupera palla il Pordenone in maniera un po' rocambolesca, Stender però non ce la fa a girarsi. Invia al Mantova, sarà rimessa dal fondo per Marco Vascello, che affida subito a Ziberi il compito di ripartire. Palla allargata per Langella, che si accentra ancora Stender, si accentra anche Stender, poi allarga per Ziberi. Ziberi prova l'auto parallela sulla fascia laterale destra e lui a rimettere, contrastato da Donadoni, riesce alla fine a passare. Bello questo traversone in ritardo però Stender, che forse la vede all'ultimo. Poi una palla a mezza altezza non era per niente facile. Sarà rimessa laterale sulla corsia destra per il Mantova, che per chi si fosse sintonizzato solo ora è passato a condurre un minuto fa. Siamo a 17:39 al termine, con il gol di Misael. Palla in avanti proprio da parte del numero 10 del Mantova, capisce tutto Langella, che ora prova a contrastare il numero 11. Wilde manovra sulla destra, temporeggia, poi è dietro Donadoni. Chiuso qua in fallo laterale Mascherona. La rimessa però è del Pordenone, che prova subito a cambiare gioco. Entrano Bortolin e Stewie al posto di Stender e Grigolon. Minatel, altro ingresso assieme a Corren. Ora Minatel per Bortolin, Bortolin cerca in avanti l'imbucata per Corren, però in anticipo Casassa esce con i piedi dalla propria area. Stewie, Bortolin, non ha soluzioni Bortolin, qui appoggia a largo per Minatel, quindi Corren chiuso da Donadoni, non trova spazio, poi prova a crearselo. La sua battuta dalla distanza però è debole. Vascello tra i pali, recupera in avanti per Bortolin, pressato, scarica su Minatel per Stewie che guadagna metri, col Mantova chiuso sulla propria retroguardia. Palla Bortolin ora. Bortolin cerca lateralmente Corren, che prova a tirare da posizione defilata ampiamente fuori il suo sinistro. Serve di più al Pordenone per provare a forzare la porta di Casassa, che ora chiama lo schema. Scarica subito. Ancora Misael, l'autore del gol, pressato da Bortolin, guadagna una rimessa laterale. Ora lascia il campo per Romano, che riceve proprio ora la sfera da parte dell'altro neoingresso recente, Carabellese. Qui attenzione, prova a rubare la sfera Stewie, chiama una rimessa,
la ottiene. Aveva cercato di colpire qui in controtempo Mascherona. Rimessa di cui si incarica Bortolin, che cerca dall'altra parte del campo Koren. Vediamo se parte la battuta. No, è chiuso la Wilde. Poi recupera Carabellese, ma la sfera è fuori, quindi sarà rimessa per il Pordenone. Rimessa avviata da Stewie. Palla indietro per Bortolin. Quindi Minatel che cerca l'imbucata per Koren. Palla alla porta, scarica su Bortolin, se l'allunga, però riesce comunque a tenere il possesso il Pordenone qui. Poteva essere un bell'assist quello di Bortolin per Stewie, ma la difesa del Mantova ha fatto buona guardia. Rimette ora Minatel per Koren. Ha alzato il possesso in questa fase del Pordenone, manca però l'affondo. Mantova chiude tutti gli spazi. Vediamo se sul rilancio di Vascello si era aperta una possibilità. Guadagna solo una rimessa però il Pordenone in questa fase. Rimessa che sarà battuta da Minatel. Bortolin al centro, chiuso regolarmente da Leleco. Lancia lungo Casassa, largo, fuori, non riesce a trovare Grosso. Cambia ancora il Pordenone, escono Koren e Stewie, rientrano Stendler e Langella, rientra anche Ziberi. Sbaglia tutto qui Stendler, vediamo se il Mantova punisce, ed è così, è così. Prima la botta di Grosso. Di Romano. Chiama il time qui il Pordenone. Ervating non sarà per nulla contento dell'apporto dei suoi in questo incontro. 0-2 il parziale quando sono passati appena 5 minuti scarsi. Mantova cinico, 3 tiri in porta, 2 gol. Sarà sicuramente soddisfatto Milella, che vediamo inquadrato ora. Non è per nulla soddisfatto neanche Marco Vascello, che dalla sua posizione privilegiata sicuramente non sarà contento dei suoi compagni di movimento. Ripartiamo da centrocampo con la sfera tra i piedi di Grigolon. Quintetto iniziale per il Pordenone in questa fase. Ziberi per Stendler, Stendler per Langella, ancora Ziberi, alza al baricentro il Mantova, pressa qui con Carabellese. Ora prova ad accelerare il Pordenone, Ziberi trova la sfera, bella questa opportunità. Nulla da fare però, Romano capisce tutto. Romano, pardon. Ora ancora Grigolon però che recupera la sfera. Gioco di gambe, ma se l'allunga troppo, decisamente troppo, fino sul fondo. Non ha fretta qui chiaramente Casassa. Ripartirà dalla distanza, vediamo se col lancio lungo no. Palla bassa per Carabellese, poi a scaraventare in avanti ci pensa Romano, dove non c'è nessuno però. Ziberi in orizzontale per Langella. Langella cerca l'imbucata per Grigolon, ma il passaggio è impreciso. La rimessa laterale per il Mantova con Romano che va sul posto della battuta. Allora, lo stesso Romano a scodellare in avanti alla ricerca di Carabellese. Trova però Ziberi, che a propria volta però non riesce a impostare correttamente l'azione. Rimessa del Mantova, Carabellese ora in possesso, scarica alle spalle il Dai Vai con Leleco, chiuso però in corner da Ziberi. Allora, lo stesso Leleco a battere il corner, palla verso
il numero 11 Mascherona, anticipato da Grigolon. Leleco alla spalla della porta, a chiudere la linea di passaggio ci pensa Stender, poi ancora Leleco per Carabellese, quindi là a lato per Mascherona, riesce a recuperare la palla al Pordenone. Grigolon cerca l'Angella che è fermato sul ripiegamento da Mascherona, che finisce per la prima volta sul taccuino degli ammoniti, quindi a 6-0-8, primo cartellino giallo dell'incontro, ed è per Mascherona. Fallo tattico, della cui battuta sembra essersene incaricato Ziberi. Controlla la distanza l'arbitro Pagano della sezione di Catania. Vediamo quale sarà la scelta di Ziberi. C'è Stendler largo, no, prova la battuta al centro verso la porta, un tiro di potenza che finisce ampiamente alto sopra la porta di Fesara Casassa. Ostenta grande tranquillità l'estremo difensore del Mantova, anche questa è tattica sicuramente. Romano contro Stendler, arriva in ripiegamento anche Grigolon. Chiudono i due del Pordenone in fallo laterale, ma è ancora del Mantova la sfera e quindi l'impostazione per l'azione. Romano per Mascherona, sfera che si impenna, finisce nello spicchio di tribuna occupato dai tifosi, dagli ultras del Pordenone. Ancora Mantova in avanti, ancora Romano alla battuta, ancora Mascherona, ancora ribattuta da Grigolon. Stavolta la rimessa sarà in una porzione di gioco di campo più arretrata, pardon. Cambia la zolla, o per meglio dire la doga, visto che siamo sul parquet, ma è sempre Romano a battere. Leleco, largo per Mascherona, ancora Leleco all'imbucata per Mascherona, che non riesce. Siamo sull'altra parte del campo ora e finalmente per il Pordenone la sfera torna ad essere neroverde. Imposta Stender, l'Angella pressato, esce dal pressing scaricando su Ziberi, poi ancora Ziberi per l'Angella prova a girarsi, la scarica su Grigolon, quindi arriva Stendler. Ziberi ancora lungo il possesso del Pordenone qui, Ziberi ancora per l'Angella che cerca in avanti Stendler, anticipato però da Carabellese. Ora di nuovo avanti, chiama il fallo qui il Mantova sul contrasto fra i numeri 22. Stendler in avanti, palla a Ziberi, ancora Stendler, prova il tiro, ribattuto anche lui dal suo omologo in termini numerici, ovvero Mascherona. Riparte ora Carabellese, 2 contro 1, arriva anche Stendler in ripiegamento, però Romano chiuso dall'Angella. Romano che ora cede il posto ai rientranti Misael e Wilde assieme a Carabellese. Sul pallone l'autore del primo vantaggio del Mantova. Palla Mascherona largo per Donadoni, poi Misa e poi Wilde prova il tiro a giro, è deviato in corner. Qualche problema alla spalla sembra per Donadoni, che però ora va a battere tranquillamente il corner. Palla molto all'indietro verso Mascherona che scarica addirittura su Casassa. Imposta l'estremo difensore, esce con i pugni vascello sopra la testa di Wilde. Donadoni ora la rimessa, cerca proprio Wilde al centro area, è riuscito a smarcarsi bene, non facile però il controllo per il numero 13 del Mantova, classe 1981. Ora Koren riesce a scaricare su Bortolin per Minatel ancora per Koren, prova a partire adesso Minatel, si stringono le maglie del Mantova, arriva solo ora la palla Minatel dopo un passaggio da Bortolin.
lo stesso numero 7, ora manovra ancora Minatel, chiuso però dall'esperienza di Wilde che retrocede fino a Casassa. Poi lo stesso Wilde guadagna una rimessa che dà sollievo a un Mantova che fin qui sta interpretando una partita perfetta. Solo un tiro reale nella porta da parte del Pordenone, per il resto solo conclusioni a lato, pochi pericoli per Casassa. Un Mantova che sta interpretando benissimo la gara dal punto di vista difensivo, un Mantova non particolarmente offensivo ma di certo cinico nelle occasioni avute. Ora Vascello per Koren cerca in avanti Bortolin, ma ci sono troppi uomini del Mantova in mezzo, non riesce però qui Donadoni a mantenere il controllo, recupera Minatel. Koren, Stewie uno contro uno con Misael, se l'allunga un po' troppo, provvidenziale l'uscita di Casassa che forse riceve un'ancata da parte del numero 10 del Pordenone. Zoppica un po' Casassa. Scarica qui su Misael. Misael non può retrocedere fino a Casassa, per sua fortuna la sfera è toccata da Stewie. Rilancio del portiere numero 17 del Mantova, incontrollabile per Mascherona. Velo di Stewie, si riparte da Koren per il Pordenone. Ancora Stewie sulla corsia di destra, 2 contro 1, prova la conclusione e costringe Casassa a coprire il proprio palo in tuffo. Non un tiro irresistibile, forse l'aveva visto all'ultimo Casassa, non se l'aspettava, in ogni caso ha coperto bene il proprio palo. Minatella la battuta verso Bortolin in area, chiuso, poi prova il controllo ma è anticipato in uscita bassa da Casassa, che stavolta sì non ha passato il momento migliore della propria vita in questo istante, probabilmente un'incalcata in contrasto per lui, che è uno dei pochi portieri a giocare con i guanti senza, con le dita tagliate come da prassi per il calcio a 5, una tendenza che è andata finendo col passare degli anni, sostituita dal semplice nastro con salvapelle, o addirittura come nel caso del portiere del Pordenone Marco Vascello, direttamente senza neanche quelli. Minatello la rimette per Stewie. Koren è chiuso da Misael, ancora Minatel per Stewie per Bortolin per Stewie ancora. Non ha soluzioni il Pordenone in questa fase, si chiude bene il Mantova. Minatel prova ora dai e vai, ma sono troppi giocatori in mezzo. Ora l'incursione solitaria di Stewie, che riesce a dare a Minatel, poi forse subisce fallo, vedremo se concederanno il cumulativo gli arbitri. Intanto Koren prosegue l'azione del Pordenone per Minatel, quando siamo quasi arrivati al giro di boa di questa prima frazione di gioco. Stewie sulla sinistra contro Wilde, arriva in soccorso Bortolin, insiste Stewie e guadagna un calcio d'angolo. Tiro di cui si incaricherà Bortolin per Minatel. Ancora un corner. Ancora Bortolin, stavolta al centro, ribattuto da Wilde, poi da lontano Koren, una sventola chiusa a terra. Bortolin qui contro Wilde, riesce a prendere la sfera. Koren per Minatel, sbaglia il passaggio, recupera tutto Mascherona. Misael si gira contro Vascello, messo a sedere, tutto troppo facile per il Mantova. Risultato 10:25, ancora Mantova, ancora Misael, l'autore della prima rete, che segna la propria 24esima marcatura. Lui che è
top scorer del Mantova in questa stagione. Alle sue spalle per il Mantova Wilde con 16 reti. Sale quindi a -2 Misael dal capocannoniere del girone Pires del Mestre Fenice. Una doppia sfida quella fra Mantova e Mestre Fenice, tanto per il primato quanto per il titolo un po' più platonico, ma comunque sentito, di capocannoniere. Time out ora chiamato da parte di mister Milella. Mentre dagli altri campi segnaliamo una situazione che per il momento farebbe piacere al Mantova, che aggancerebbe alla luce dell'1-1 che si sta consumando fra Mestre e Leonardo a Cagliari, aggancerebbe a quota 50 proprio i lagunari. Vantaggio anche del Maccamprata contro il Saints Milano nella gara a campi invertiti. Si riprende ora con la rimessa da parte di Casassa, che cerca lungo Misael, troppo lungo. Si riparte ora col suo collega Vascello per Ziberi. Ziberi prova ad andare avanti, chiuso in faro laterale da Carabellese, se non sbagliamo. Era, pardon, Donadoni. Ora Ziberi al centro per Grigolon, e qui fa una grandissima parata Casassa sul tentativo di zampata di Grigolon. Allarga il piede in spaccata. Seconda grande occasione per il Pordenone, troppo poche però per impensierire questo Mantova, che fin qui è nettamente e meritatamente padrone del gioco. Ammutoliti anche i tifosi del Pordenone, che solo ora riprendono a incitare la propria squadra. Intanto Stendel manovra con Grigolon, Grigolon a contatto con Mascherona, retrocede fino all'Angella, l'Angella per Ziberi. Ziberi prova al centro, Grigolon sempre spalle alla porta, ancora Ziberi, la sfera finisce sul palo, ma gli arbitri non si capisce bene cosa dicano. Prima il secondo arbitro Cundò di Soverato sembrava avesse dato il gol, adesso nega. Ci chiediamo allora il motivo del fischio, dell'interruzione del gioco. Ora concordano tutti sul fatto che non sia gol. Materiale da Moviola. Non è la prima volta che succede qua a Pordenone un episodio di questo genere qua. Fra l'altro nella stessa porta, nell'occorrenza precedente era stato il Leonardo a protestare in una gara finita 2-1 per il Pordenone. Ora l'arbitro scodella. Non c'è stato gol, ma allora ci chiediamo il motivo dell'interruzione del gioco da parte degli arbitri, forse per lo spostamento della porta. Pordenone per ora ha ripreso un po' di fiducia dopo l'episodio. Grigolon qui contro Mascherona cade a terra, ma riesce a tenere la sfera. Ziberi cerca ancora Grigolon, il tacco tentativo per Ziberi, che dà la carica ai suoi. Prova a crederci ora il Pordenone contro un Mantova che però è abile nel chiudere tutto. Stewie ora per Grigolon, ancora Stewie, pardon, Minatel per Grigolon, prova a girarsi, no, recupera Wilde. Ora il Mantova in avanti, grandissimo mezzo recupero da parte di Grigolon, perché la sfera c'è ancora Wilde. Ora Mascherona, ancora lui che prova in avanti per Misael. Minatel anticipa l'affondo di Carabellese, quindi scarica su Vascello, che ora prova lungo per Grigolon, che ci ha abituato a numeri di alta classe.
troppo alto però Mascherona per far passare questa sfera alle proprie spalle. Rimessa di Stendler, cerca subito Grigolon che guadagna una rimessa sul tentativo di contrasto di Carabellese. Ora Ziberi per Minatel, ancora Stendler, intanto entra Capitan Finato al posto di Grigolon, la sfera però era uscita, quindi rimessa per il Mantova con Wilde che cerca in avanti Carabellese, chiuso da Ziberi che cede campo assieme a Stendler a Koren e Stewie. Leleco per Romano per Carabellese, laterale per Grosso, troppo laterale. Stewie, Minatel non riesce a controllare Finato, rimessa per il Mantova. Che temporeggia, sta già contando l'arbitro però. Batte Romano per Leleco, lungo, ora Romano per Grosso contrastato da Koren regolarmente secondo la direzione di gara. Romano ora salta Stewie ma deve fare i conti con la linea laterale. Stewie che rimette per Koren, ora proprio Romano prova a pressare il numero 10 del Pordenone che cerca e trova Minatel, pressato a sua volta da Carabellese, costretto a retrocedere su Vascello, lungo per Finato che non la tocca. Ora Casassa per Carabellese contro Minatel, viene fischiato un fallo al Pordenone, il primo di questa contesa. Anche in questo forse segno di un Pordenone un po' troppo rinunciatario, solo a 13 e 26 il primo fallo. Romano per Carabellese, in avanti per Grosso, contrastato da Koren, retrocede ancora verso Carabellese. Romano pressato da Stewie che cerca di rubargli la sfera, gli riesce ma la rimessa è del Mantova. Leleco, Carabellese, Romano, ancora Carabellese, ancora Leleco, triangola bene il Mantova qui che non perde la sfera. Grosso, ancora Leleco che non ha fretta assolutamente, cerca e trova Grosso, ancora Leleco, corrono a vuoto i giocatori del Pordenone. Ora però l'intesa non è perfetta fra il numero 5 e il numero 20 del Mantova che regalano una rimessa al Pordenone. Stewie ora per Minatel, alza il pressing il Mantova anche con non in possesso. Vediamo ora questa palla in avanti da parte di Finato, salta Stewie, il numero 1 Casassa e deposita in rete il pallone che poi prova a riprendere. È continuato peggio e ora per il Pordenone prova a migliorare. (1-3) quindi il parziale quando sono trascorsi 3 quarti di frazione. Ancora Pordenone, ancora Stewie. Per Amos Stewie si tratta della 7ª rete in campionato. Ora Minatel per Koren, Stendler che è rientrato in campo nel frattempo, prova a lanciarlo Minatel. Bortolin, Koren contro Romano, Minatel, ora spalle alla porta Stendler ancora per Minatel, il tentativo chiuso in corner dalla difesa del Mantova, sempre puntuale la retroguardia virgiliana tranne appunto nell'occasione del gol.
Stendler, Minatel, vola anche un po' per i fotografi Casassa a deviare questo tentativo del numero 19 del Pordenone. Intervento a due mani. Ora Koren. Stendler, intesa tra sloveni, ancora Stendler, era dritta verso la porta questa conclusione. Leleco però ha chiuso. Leleco che ora prova a manovrare per il numero 7 Romano, che riesce a tenerla in campo consegnandola però al Pordenone. Minatel ora, Minatel per Stendler, troppo difficile. Cambia ancora Mister Vatin, cambia anche Mister Milella. Veloci le rotazioni. 4:18 ancora al termine, 1-3 il parziale in favore del Mantova. Grigolon tiene in campo la sfera, chiuso da Mascherona, sarà ancora rimessa per il Pordenone, sempre in continue Stendler sulla sfera. Bortolin pressato da Wilde, ancora Stendler, poi Ziberi. Ziberi chiuso da Leleco, non riesce l'affondo. E c'è un cartellino giallo anche per il Pordenone, con entrambi gli arbitri presi dalla foga. Avevano entrambi estratto il cartellino, avevano fatto a gara, arrivato per primo Kundò di Soverato. Secondo fallo invece per il Pordenone. Grandi proteste del Pordenone in questo caso. Pardon, ha ammonito Ziberi, non Stendler. Mantova manovra con calma, sa che non serve accelerare. Misel qui fa passare secondi, non l'attacca Grigolon. Leleco, qui Donadoni per Leleco ancora. Azione scacchistica da parte del Mantova, che non ha assolutamente fretta, anzi temporeggia mentre i secondi scorrono. Sempre identico il copione. Misel, Leleco. Ora interviene anche Wilde a rompere il gioco del Mantova. Stendler ora chiuso dal numero 10 Misael. Bortolin però intanto il Pordenone recupera. Bortolin contro Leleco. Bortolin riesce a evitare Leleco, non il ripiegamento di Wilde, e quindi è lo stesso Leleco a mettere in fallo laterale, a salvare i virgiliani. Ziberi per Stendler. Stendler contro Misael. Passa la sfera per Grigolon, ancora tentativo per Stendler. Nulla da fare per il Pordenone. Puntuali le chiusure del Mantova anche in questa fase di gioco. Prova a lanciare lungo adesso Vascello, cerca e trova la testa di Grigolon, uno schema più volte vincente nell'arco di queste e delle scorse stagioni. In questo caso troppo debole il colpo di testa del numero 14 per impensierire Casassa. Qui riesce a stendere l'anticipo sul numero 11 Mascherona del Mantova, che ora addirittura per far passare tempo inserisce furbescamente, ma più che lecitamente, il portiere in movimento. Quindi Romano alza 5 giocatori di movimento del Mantova, che evita il pressing nel Pordenone mentre scorrono i secondi. Leleco per Misael, ancora Leleco, allarga per il tentativo da parte di Donadoni. Temporeggia troppo Vascello qua, permette il rientro di Casassa, al quale ora Bortolin consegna
quasi sportivamente la sfera per certi aspetti. Riparte il Mantova con Leleco, Wilde per Donadoni, anticipato in corner, in rimessa laterale da Grigolon. Sarà lo stesso Donadoni ora a ripartire per Leleco, nuovamente in campo Romano come quinto di movimento. Misel, Leleco, Wilde, Leleco prova ad alzare il pressing, Minatel per interrompere questo possesso. Ora Leleco, Donadoni, Leleco avanza, ora la conclusione deviata in corner. Stava già per ripartire Vascello, memore del troppo tentennamento nell'occasione precedente. Donadoni, Leleco, e qui il Mantova sta guadagnando veramente tanto in termini di tempo. Romano, Leleco, Donadoni per Wilde che temporeggia anche lui. Donadoni, Leleco, ancora Donadoni, ancora Wilde, mentre siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. La girata ora di Misael, riparte il Pordenone, in porta ci va direttamente Romano. Ora nel rientro di Casassa ha provato il Pordenone ad accelerare, stand per Grigolon che però non ha insistito abbastanza. Ora troppa frenesia nel Pordenone, mentre il Mantova reinserisce per questi ultimi 37 secondi Romano come quinto di movimento. Leleco per Misael, che fa scorrere i secondi, ancora Leleco, Wilde, ancora Leleco, Wilde per Donadoni, ancora Wilde e poi Leleco, prova ad avanzare Leleco, allarga per Romano, Misael che ora si frappone davanti a nulla da fare per il tentativo in contropiede di Stewie, che continua a correre anche dopo la sirena che segnala questa conclusione di prima frazione. Si ripartirà fra pochi minuti con la ripresa. Nel frattempo 1-3 il finale dal Palaflora dopo questi primi 20 minuti. A fra poco.
riprenderà fra pochi istanti il gioco in questo incontro valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie 2 Elite fra Pordenone Calcio 5 e Savia Testa Mantova. 1-3 il parziale, con un Mantova padrone del gioco soprattutto nella prima fase dell'incontro. Una gara interpretata con cinismo e intelligenza, senza rischiare nulla, poco o nulla. Ricordiamo forse 3 occasioni limpide per il Pordenone nell'arco di una ventina di minuti, tra le quali il gol di Amor Stewie. Per il Mantova invece le reti di Misael ad aprire e chiudere la prima frazione, inframmezzate da quella di Romano. Nel frattempo una notizia che non piacerà agli spettatori di marca virgiliana è il gol del Mestre, che sta giocando in contemporanea ed è ripassato in vantaggio. Quindi Mestre Fenice 2-1 sul Leonardo Cagliari. Quindi invariate per il momento nella classifica parziale le gerarchie in vetta alla classifica, che vede sempre il Mestre 2 punti avanti alla Fenice, pardon, al Mantova. Ripartiamo dunque con il Mantova, che schiera lo stesso quintetto iniziale e che, come all'inizio dell'incontro, prova a riproporsi in avanti. Ora Grigolon cerca Bortolin, Vascello cerca Bortolin, quindi Minatel per Stewie. Stewie con calma, prova a ragionare, scarica su Koren. Koren in orizzontale per Minatel, sulla pressione di Donadoni, trova Stewie sulla corsia di sinistra. Stewie contro Misael, non riesce a saltarlo, è stata rimessa per il Mantova con Wilde. Wilde che ora va su Mascherona, Donadoni ancora Mascherona, prova a alzare il pressing il Pordenone adesso. La sfera però è ancora del Mantova con Wilde che ancora va su Mascherona, manovra in fretta al Mantova senza rischiare troppo. Alla fine però è costretto a lanciare in avanti dove non c'è nessuno se non l'estremo del Pordenone, Vascello. Bortolin, Minatel contro Donadoni, perde palla Minatel sul ripiegamento di Misael. Bravi qui insieme Koren e Bortolin a frenare l'offensiva del numero 10, capocannoniere del Mantova, regalando agli ospiti solo un calcio d'angolo, della cui battuta si incaricherà Wilde. Conta già l'arbitro. Wilde largo, al centro però è solissimo Donadoni, chiuso dalla difesa in ripiegamento. Spalle alla porta, non poteva fare molto Donadoni in questa fase. Guadagna un calcio d'angolo in Mantova ancora. Sempre Wilde alla battuta. Wilde indietro per Misael, che ora retrocede fino a Casassa sulla pressione di Koren. Casassa per Mascherona. Ora la palla a Vascello, prova a ragionare Vascello da Stewie. Stewie sbagliato questo passaggio con Bortolin, palla Mascherona che scarica su Wilde per il tap-in del 4-1. Erroraccio difensivo qui del Pordenone in disimilità. E portandosi sul 4-1 con la rete del suo uomo più esperto, il numero 13 Gomez da Silva Wilde. Cambia dunque il parziale più o meno nello stesso frangente di tempo in cui era cambiato nella prima frazione. A 1,24 il gol che aveva rotto gli equilibri di Misael, 1,35 quello di Wilde che segna il 4-1 per il Mantova. Ora Stewie prova di rabbia a portare avanti il Pordenone. Koren per Bortolin. Bortolin guadagna metri, contrastato da Donadoni, se l'accompagna però in fallo laterale senza neanche bisogno dell'intervento del numero 8 ospite. Mascherona
Donadoni ancora verso Misel, Wilde spalle alla porta, appoggia dietro per Mascherona che cerca Misel, non lo trova ma trova una rimessa laterale. Ora Mascherona, Donadoni verso Misel che però è preso in controtempo, tocca appena, rimessa per il Pordenone. Stendel per Vascello prova lungo per Grigolon che accorre ma lo anticipa Casassa. Ziberi per Stendel sulla corsa, il sinistro troppo alto. Aveva sviluppato bene il gioco qui il Pordenone, bravo anche Donadoni a chiudere più spazio possibile a Stendel. Riparte il Mantova con Mascherona, Donadoni ancora in parallela dove non c'è nessuno, sfera che rotola mesta fino al fondo, già rimessa da Vascello per Ziberi. Stendler, Langella sbaglia qui, Wilde, lo stesso uomo che aveva punito 2 minuti fa il Pordenone, ora grazia i neroverdi, o meglio il loro numero 1 Marco Vascello impedisce al Mantova di portarsi sulla rete che sarebbe valsa la manita. Corner lungo per Mascherona accompagna la sfera, Casassa a lungo direttamente verso Vascello. Stendler contro Romano, Ziberi per Grigolon, tiene in campo Grigolon, ancora per Ziberi che cerca lungo Stendler, lo scavalca però la sfera, arriva a Casassa, altro lancio lungo, stavolta per Wilde, non migliora il controllo. Vascello per Grigolon che invece è perfetto nel controllo, perfetto, elegante ma non nel possesso. Sfera ancora per il Mantova ed è ancora un ribaltone. Langella, Ziberi chiama il movimento Langella, Stendler, Ziberi ancora, che in avanti Grigolon, contrastato, recupera ancora il Mantova con Wilde, sono 3 però gli uomini del Pordenone in ripiegamento, ora è Mascherona a impostare ancora Wilde retrocede fino a Carabellese, Mascherona si accentra, trova largo Romano per Leleco, Carabellese capisce tutto però Stendler e ribatte in rimessa laterale. Terza rete intanto del Mestre, quindi 3-1 il parziale a Cagliari. Mentre per quanto riguarda gli altri match che si giocano quasi in contemporanea in questo caso, il Maccan Prata vince 2-1 con i Saints Milano. Siamo sempre dalle parti di Vascello nel frattempo, la rimessa di Carabellese direttamente verso lo specchio, in spaccata al numero 1, allontana, poi Carabellese qui spintoneggia un po' Grigolon e si guadagna il secondo cartellino giallo per il Mantova quando siamo arrivati a 4:23. (2-1) il conto delle marcature, dei cartellini gialli, 4-1 quello delle marcature. Primo fallo anche della frazione per il Mantova. Qualche scaramuccia in campo nel frattempo. Ziberi per Minatel per Stendler, ancora Minatel, ancora Stendler, chiamato in causa Vascello che prova ora a lanciare da lungo da dietro cercando Grigolon, troppo bassa la sfera, recupera Mascherona che poi sparacchia via consegnando la rimessa a Minatel. Stendler
ancora Minatel trova l'imbucata per Grigolon, poi però non capisce il dai e vai e quindi la sfera si spegne lateralmente. Ora Romano per l'Eleco, fanno sportellate un po' Mascherona e Stendler, alla fine la sfera finisce sul fondo, anzi sarà calcio d'angolo, l'aveva toccata Stendler. Sempre con calma il Mantova va verso la battuta, Carabellese è l'uomo che se ne incarica, palla Romano che è sgusciato dal nulla, lente il marcatore del Pordenone qua, bravo però Vascello, e tiepida la conclusione del numero 7, nel frattempo si sposta la porta, non interrompono il gioco gli arbitri, la sistemata in tempo il numero 1 Casassa. Cade intanto Mascherona, fischiata una spinta in attacco a Stendler che non è convinto e ora prova a chiedere spiegazioni con il primo arbitro, il signor Pagano della sezione di Catania. Romano scavalca Stendler, cerca Carabellese che guadagna col fisico la posizione su Minatel e conclude sul primo palo dove trova il corpo di Vascello in calcio d'angolo. L'Eleco ora, Mascherona cerca lungo Carabellese, non si intendono i due, ancora Vascello nella rimessa lunga, ancora tentativo per Grigolon, bravo ancora una volta Mascherona nell'anticipo, rimessa per il Pordenone con Stewie. Koren contro Carabellese, Koren si accentra, il destro era dritto verso la porta, chiude ancora una volta Mascherona, capace di far valere centimetri. Ora Koren prova il tentativo, c'è Stewie a cercare la rapina, poi mette in mezzo, se la trova all'ultimo Minatel e alla fine è Romano ad accompagnare la sfera in corner a eliminare i pericoli per il Mantova. Minatel cerca ora dietro Koren, spintonato un po' da Carabellese che alla fine recupera la sfera, ma no, è ancora per Koren. Romano ora però, tanta confusione in campo in questo frangente, Grigolon in contrasto con Mascherona, cade, prova a rialzarsi, guadagna una rimessa laterale, contesta l'Eleco. Minatel per Stewie, Koren, quando sono passati poco più di 6 minuti parte il Mantova. Romano cerca di sfoglia la sfera, Grigolon guadagna una rimessa. Accorcia intanto la Leonardo, ma nel frattempo si era portato su 4 gol il Mestre. Ora il Mantova riparte dalla propria retroguardia con Wilde, intercetta Stewie che consegna Finato, quindi Minatel indietro per Koren per Stewie contro l'Eleco, indietreggia Stewie, scarica ancora su Koren contro Misael, poi Finato, il capitano controlla, scarica su Minatel, contrastato da Wilde, gli soffia la sfera l'esperto attaccante del Mantova, poi Misael conclude verso la porta di Vascello che allarga la mano quanto basta a coprire il proprio palo. Grande intervento qui del numero 1 del Pordenone che consegna l'ennesimo calcio d'angolo al Mantova, della cui battuta si incaricherà ancora una volta Wilde, classe 1981, 44 anni ad aprile. Anche qui l'abbiamo visto come ha saputo far valere la propria esperienza nel soffiare la sfera a un giocatore 24 anni più giovane di lui, ovvero Minatel.
non approvano i tifosi del Pordenone il prolungato possesso del Mantova, che ha rimesso il portiere in movimento. Romano ora da lui fra i pali, mentre il Pordenone avanza con Stewie. Koren qui con Wilde, lungo Vascello dove non c'è nessuno, quindi regala al Mantova la possibilità di ripartire, di reinserire in campo Casassa. Certamente una mossa intelligente quella di Milella per far scorrere i minuti, innervosire gli avversari. Anche questo è futsal. Casassa lo rimette Donadoni in contrasto con Minatella, la meglio il pordenonese, che ora ha nuovamente la sfera, l'appoggia su Vascello, che cerca il lancio per Bortolin ma trova l'Eleco, quindi Misael contrastato, ne esce il Pordenone con Stewie contro due uomini, 3 adesso con Wilde, recupera Minatel, Bortolin per Stewie ancora, prova ad avanzare il tunisino chiuso da Wilde, messa di Minatel per Stewie, orizzontale per Koren, contrastato da Misael, prova a accelerare Koren per saltare l'uomo, Minatel che ancora una volta rischia di farsi rubare la sfera da Wilde, concede una rimessa qui il Mantova. Stewie per Koren per Bortolin, si accentra Bortolin, ancora cerca Koren, lungo per Minatel che prova a disturbare l'Eleco, rimessa di Stewie, ancora Minatel, ancora Stewie, l'Eleco poi controlla facile e allarga per Wilde, l'imbucata qua per Misael che retrocede fino all'Eleco mentre rientra Romano come portiere in movimento. Qua per poco Bortolin non intercetta, ma avanza ancora Romano a contrasto con Vascello che prova a ripartire, non c'è il portiere, si ostacola solo qua il Pordenone, rimessa laterale, ecco il motivo all'origine dell'inghippo. Donadoni verso Casassa, pressato da Stender, scarica subito su Wilde ma scarica anche in fallo laterale, chiede il cambio Minatel, al suo posto entra Langella, Stender per Ziberi, ancora Stender, ma sono due gli uomini a contrastarlo e c'è pure un piede da terra di l'Eleco, non un fallo cattivo ma certo solare. Tende la mano infatti l'Eleco mentre Stender si rialza con qualche zoppichio. Vediamo quale schema cercherà il Pordenone qui, se cercherà la botta di Ziberi o se proverà allargando verso un altro degli uomini in maglia nero-verde. Sistema la barriera Casassa per Grangella, male qui, ha capito tutto Wilde, poi Ziberi sull'Eleco, sciupata un'opportunità qua per i neroverdi. Bortolin contro Mascherona, vince il secondo che ora prova a uscire a palla al piede, esce la palla, non lui, recupera Vascello, Ziberi, Stendler contro Donadoni, largo per Ziberi, troppo lungo però, non ci arriva il numero 8 del Pordenone. Stendler, Ziberi, ancora Stendler, ancora Ziberi, ora palla Langella, orizzontale per Bortolin cerca ancora Stendler, provano a manovrare in velocità i giocatori in maglia nero-verde, qui Bortolin contro Mascherona, riesce a tenere la sfera, poi si arrende al rientro di Wilde.
Sarà rimessa laterale per il Pordenone, mentre lo stesso Bortolin cede il campo a Grigolon. Lascia la sfera all'Angella, che prova direttamente a calciare in porta. Niente da fare. Corner però per il Pordenone. Vince anche l'Alta Marca nel frattempo 2-0, gara cominciata da poco. Mentre il Mestre prova a dilagare. Ora riesce a tenere la sfera Misael, che va verso Wilde, ancora Misael. Intercetta Ziberi. Abbiamo intanto scavalcato la metà frazione, mancano 9 minuti e 27 alla conclusione di questa contesa. Contesa che il Mantova sta vincendo 4-1 meritatamente. E contesa che è anche per certi aspetti il primo atto di due turni particolarmente difficili per il Pordenone, visto che il 14 marzo, vale a dire fra 2 settimane dopo la sosta per le nazionali, i neroverdi andranno a rendere visita al Mestre Fenice, contro cui per 2 volte ha perso in questa stagione, prima in campionato in casa, in rimonta, e poi in trasferta in Coppa Italia. Ora Stender che paracchia la rimessa per da consegna Leleco, poi c'è un altro al merito di frenarne la corsa e riguadagnando in realtà anche la rimessa. Minatel per Grigolon, contrastato da Leleco, scarica dietro per Stender che allarga quindi per Ziberi, ancora Stender contro Misael, chiuso dal numero 10, poi è Donadoni a recuperare la sfera contro Ziberi, sfera che arriva a Wilde poi per la conclusione, ancora una volta respinta in corner da Vascello. Non abbiamo tenuto il conto dei corner per il Mantova, ma sono davvero tanti in questa partita. Ora vediamo se il Pordenone riuscirà in questa occasione, col portiere in movimento, dopo un erroraccio in corner da parte del Mantova. Neanche in questo caso il Pordenone ha la lucidità sufficiente a far valere i propri effettivi. Corner indietro per Ziberi che si coordina ma calcia troppo in alto. Time out ora per il Mantova. Qualche imprecisione per il Mantova in questa fase finale. Non abbastanza però per far sì che il Pordenone possa nuovamente pungere così come aveva fatto a ridosso a 3/4 della prima frazione con Stewie. Riepiloghiamo il parziale 1-4, quello lo vedete, non vedete il tempo che manca, ovvero 8:28, così come i falli, 1 per il Pordenone, 2 per il Mantova, in una gara corretta che anche nella prima frazione si è conclusa entro i 3 falli. Le reti nel primo tempo di Misael a 1:24 mentre a 4:52 ha raddoppiato Romanò, poi Stewie ha segnato per il Pordenone a 14:11, nella ripresa subito Wilde a 1:35. - 1:24, 10:25 le reti di Misel. Abbiamo mancato di scrivercela inizialmente, la seconda marcatura del numero 10 del Mantova. Ora Pordenone in fase d'attacco con il corner di Ziberi che va verso il centro, trova però solo gambe biancorosse. Ora la ripartenza del Mantova non precisa, ma può permetterselo questo Mantova dopo aver segnato 4 reti subendone solo una. E ora prova a scriversi a tabellino anche il numero 11 Mascherona con una botta a rasoterra
dalla tre quarti. Trova però il piedone di Marco Vascello, che in spaccata ha già dimostrato di saperci fare alla grande anche in questa partita. Corner ancora una volta con Wild. Grigolon intercetta appena, ma la sfera è ancora del Mantova con Donadoni. Donadoni poi per Mascherona sul pressing di Ziberi. Va verso Casassa, ancora Wild però in ripiegamento, pressato da Minatel, che prova a rendergli il favore di prima. Rimessa del Pordenone qui con Koren, Ziberi, ancora Koren. Koren prova la botta dalla distanza, ma il Mantova chiude bene. E ancora del Pordenone però la sfera. Anche se non si capiscono bene Minatel e Koren, devono arretrare fino a Vascello, che ora va verso Ziberi. Grigolon tiene bene la sfera, prova a far correre Ziberi, che però riceve una mezza pallonata in faccia volontaria nel tentativo di recuperare da parte di Donadoni. Ancora Pordenone, ancora Ziberi. Ziberi contro Misel. Grigolon riesce a tenere la sfera, poi la scarica su Koren, quindi in orizzontale per Ziberi. Ziberi contro Misel, ancora una volta il duello di prima, vinto da Misel, che mette in fallo laterale, facendo peraltro toccare per ultimo proprio a Ziberi. Rimessa per il Mantova, che ora prova a controllare in questi ultimi minuti. Ha rimesso la casacca normale Romano. Vogliamo pensare che Milella non oserà più questa di inserire il potere in movimento, o almeno gli indizi così paiono dire. Ora Koren capisce l'arrivo di Mascherone e quindi si ferma. Stewie, ancora Koren. Carabellese da di fronte a lui. Bortolin, che invece deve essere con Wilde, che ancora una volta chiude bene. Bortolin per Koren, sempre contro Carabellese, si allarga e poi prova a scodellare verso il centro, dove trova ancora una volta il volo plastico di Casassa in fallo laterale. Minatella, la battuta della rimessa, dietro per Koren, che scarica di potenza ma è troppo vicino, è troppo in mezzo Romano. Ora Bortolin, ancora Koren, Minatel a Bortolin come soluzione, però c'è Wilde in pressing. Ora anche Carabellese si divincola in qualche maniera il Pordenone. Minatel ne ha 2-3 adesso, che si avvicinano. Bortolin per Koren quando mancano poco meno di 6 minuti. Bortolin chiuso in corner da Wilde. Non strafà in questa fase il Mantova, contento, gestisce. Koren dalla distanza, Stewie riesce a tenerla in campo. Koren di fronte a Romano, gli consegna di fatto la sfera. Ora Bortolin in ripiegamento, prova a chiudere ma ne esce il Mantova. Wilde, Minatel riesce qua a rubargli la sfera. Una piccola vendetta per il numero 19 del Pordenone, ma ancora il Mantova ad andare avanti. Ancora Romano a provarci, chiude 2 volte la difesa del Pordenone, mentre Vascello era già a terra. Tiro dalla bandierina, che nel futsal non c'è, per il Mantova. Romano consegna direttamente a Vascello la sfera, non c'è nessun giocatore del Pordenone pronto a ricevere però, e anzi scorrono i secondi, è costretto a gettarla alle ortiche qua Vascello. Senza soluzioni il numero 1 del Pordenone. Poche le idee dei neroverdi in questa fase. Avevano provato ad accelerare alla fine della prima frazione, andando in gol con Stewie, una rete che aveva ridato un po' di coraggio, di forza e anche un pizzico di lucidità. Poi dopo la rete in avvio di ripresa da parte di Wilde ha tagliato le gambe ai neroverdi, che ora tengono il possesso, ma più di questo non riescono a fare. Koren prova ancora dalla distanza, stavolta non trova nessun giocatore del Mantova a chiudere in difesa, però la sfera era abbondantemente a lato. Casassa quindi al rinvio,
verso Carabellese, stoppa bene di petto, non riesce però a tenere la sfera anche perché è solo. Ora Stendler prova ad avanzare, Minatel, Koren, Stewie, Stendler contrastato da Romano, ancora Romano a contendergli la sfera, Stendler, quindi Koren prova a mettere in mezzo verso Stewie, c'è Mascherona però a frapporsi. Stendler dalla bandierina, Minatel, Stewie contro l'Eleco, Stendler, Minatel per Stewie, tenta la conclusione Stewie, trova un corner. Minatel verso il centro, arriva fino a Stewie la sfera, ma non c'è la lucidità sufficiente per battere a rete. Ora prova a ripartire il Mantova, bravo qui Minatel in qualche modo a impedire a Mascherona la conclusione. Riparte il Pordenone, falloso questo contrasto di Carabellese che sembrava essersi fermato sulla sfera. Rientra Grigolon, mentre anche il Mantova ha fatto rientrare alcuni suoi uomini. È rientrato Donadoni, è rientrato Misael, sembra pronto a rientrare anche Wilde, tanto minutaggio per lui. Stendler, Minatel alle spalle all'Eleco, ora anche Misael, lo lasciano solo i compagni. Misael che prova ad avvicinarsi ancora di più a Pires del Mestre, chiuso però da Vascello. (3:22) alla fine. Wilde, Misael alle spalle per l'Eleco, sombrero su Minatel, Donadoni rincorso dal numero 19, allarga per Romano nuovamente a contraddire quanto avevamo vaticinato poco fa con la maglia da portiere in movimento. Fa scorrere ancora i minuti il Mantova, chiede la rimessa a Grigolon, pare intenzionato a concedere il cronometrista, non è dello stesso avviso il primo arbitro Pagano di Catania. Ora numeri, gioco di piedi di Misael che però si calcina fuori la sfera. Preparato il Mantova qui sul cambio palla nel tentativo di far rientrare Casassa. Tiene la sfera Stendler, cerca Ziberi contro Wilde, larga per Bortolin, ancora Ziberi, Stendler, Ziberi di nuovo, si accentra, prova a crearsi lo spazio, allarga per Bortolin, contrastato da Donadoni, ma ancora di Bortolin la sfera che conclude, debole, e ancora una volta sporcato, facile per Casassa. Riguadagna però il Pordenone che ha capito che in questi cambio palla bisogna essere pronti per evitare al Mantova di far rientrare il portiere in movimento. Grigolon, palla all'Eleco, l'Eleco tiene la sfera, la dà a Misael ha grandi metri davanti vuoti. Ora Donadoni, Mascherona mentre rientra Romano con la maglia da 1 di movimento. Donadoni, Mascherona, pardon, Misael, ancora Donadoni, ancora Misael. Wilde ora, mentre il Pordenone recupera la sfera e non c'è il portiere, ancora Pordenone, Stendler, Ziberi, incredibile quello che riesce a sbagliare ora il Pordenone. Donadoni e Romano riescono a sventare, mentre sembrava già fatto. Pordenone che chiama ora il time out con mister Marco Orvatin.
Vediamo se in questo minuto e 34 che manca proverà a inserire l'estremo di movimento. Non vediamo Bortolin, che di solito è la soluzione principale di Mr. Vatting per questa tattica, indossare la casacca grigia difficilmente, quindi potrebbe osarla Mr. Vatting. Qualche indicazione anche da parte di Mr. Milella. Abbiamo fuso Misa e le Milella in un'unica persona. Uno trascinatore in campo, l'altro fuori. In realtà sono due personalità ben distinte e ben incisive. Milella che vuole riportare il Mantova in Serie A dopo averlo già fatto nella stagione 19-20. Misel che lo sta facendo da dentro il campo con 24 reti all'attivo. 2 in meno di Pires, capocannoniere per il Mestre Fenice, che non ci risulta abbia segnato in questo turno. Riparte il Pordenone con Minatel, Ziberi, Koren, ancora Ziberi, avanza Ziberi, carica Minatel che è solo, poi una carambola qui, mentre Bortolin, contraddendoci, ha indossato la maglia da potere in movimento all'ultimo. Ora sono i giocatori del Pordenone ad essere in 5 dalle parti di Casassa. Corner per il Pordenone, sarà lo stesso Bortolin ad andare sulla battuta. Vediamo quale soluzione cercherà. Si chiude bene il Mantova qui con il quartetto, con il classico quadrato difensivo su potere in movimento. Bortolin qui, Ziberi a Guilde che gli viene incontro, scarica su Koren, deve accelerare il Pordenone se vuole ricavare qualcosa da questi ultimi secondi. Siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Ziberi per Koren, Bortolin sull'out di sinistra, Ziberi per Grigolon, ancora Ziberi che rischia qua di perdere la sfera sull'attacco di Guilde, che alla fine vince e ribalta dalla distanza. Fuori di poco, sembrava indirizzata dalla nostra postazione a sigillare l'incontro sulla quinta rete, non è così. Ci sono ancora 30 secondi e poco più per le speranze del Pordenone, quantomeno di accorciare, di allentare la forbice. Ziberi per Bortolin che si coordina, trova i lamellari del Palaflora. Sarà quindi rimessa laterale, non rimessa dal fondo. Mantova che ha 24 secondi ancora di fronte prima di ottenere, certificare questi 3 punti. Bortolin fra i pali, cerca Grigolon, avanza ancora Bortolin, Ziberi, Koren, 10 secondi al termine, Ziberi, Bortolin, chiuso il suo rasoterra alla ricerca di Minatel da Mascherona in corner, 6 secondi, 5, vedremo se il countdown finirà con i corner, no, prova ora Ziberi, 2 secondi e 9 alla fine. Si aspetta solo la sirena che certifica. È buono, è buono. Si aspettava solo la sirena, invece oltre alla sirena è arrivato proprio sulla sirena anche il colpo di testa del 5-1. Gloria anche dunque per il numero 11 Mascherona sul rilancio del proprio estremo. Titoli di coda dunque su questo incontro che per il Pordenone non poteva finire nel peggiore dei modi. 5-1 proprio allo scadere. Pordenone in partita per pochi minuti, Mantova invece che ha legittimato la propria classifica con classe, tecnica, cinismo, e che dunque nonostante la vittoria per 7-2 del Mestre a Cagliari mantiene invariato il distacco. Gli arbitri fanno giocare ancora un secondo, quindi abbiamo sentito per 3 volte la sirena in questo incontro. 5-1 quindi il finale qui dal Palaflora, dove il Mantova continua la propria corsa al vertice, tallonando ancora a 2 sole lunghezze il Mestre Fenice.
Riepiloghiamo le reti a 1,24 e 10,25 Misael, nel mezzo a 4,52 il raddoppio momentaneo di Romano. Stewie prova ad accorciare per il Pordenone a 14,11, poi nella ripresa Wilde a 1,35 chiude di fatto virtualmente la contesa, prima dell'incornata proprio ridosso della sirena al 20° di Mascherona. Mantova che affronterà nel prossimo turno in casa la CDM, mentre il Pordenone dovrà vedersela in trasferta contro la capolista, ovvero il Mestre Fenice. E mentre le immagini mostrano la festa del Mantova, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci seguiti, per aver seguito questo 5-1 del Mantova in quel di Pordenone. Vi auguriamo un buon proseguimento con il futsal, un buon fine settimana. Da Stefano Crocicchia e dal team della divisione calcio 5, arrivederci.